La conversazione con Papa Francesco ed effetto l'esordio degli incontri letterari di Una collina di libri. Javier Cercas, narratore spagnolo, è infatti il primo autore e protagonista della rassegna. 8 incontri con letterati di calibro che dialogano con il pubblico sui temi del momento trasposti nei loro scritti. A promuovere la terza edizione le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Partire con Javier Cercas, quindi questo autore spagnolo che oggi ha veramente una rilevanza a livello internazionale, per noi è un orgoglio e soprattutto a pochi giorni, lo diciamo, dalla scomparsa del Santo Padre, perché Javier ci racconterà proprio di questo suo dialogo con il Santo Padre che ha fatto tra l'altro molto di recente, anche parlando di quello che poi è cosa ci aspetta nell'aldilà. Una manifestazione che cresce sempre di più anche in relazione a una montagna di libri, insomma libri, cultura, letteratura, a gancio con la riflessione e l'attualità. Come dice Javier Cercas, i protagonisti di un festival letterario, ma i protagonisti di un libro, sono i lettori, non i protagonisti del libro, perché sono quelli che porteranno avanti le storie, e queste nostre manifestazioni, in particolare Una collina di libri, si fondano sul fatto che ci sono centinaia di lettori curiosissimi che tutte le volte vengono a incontrare scrittrici e scrittori veramente da tutto il mondo. Partecipare alla presentazione di un libro, discuterne insieme, è un modo anche in qualche modo di entrare un po' in correlazione con l'argomento, non dico di capirlo meglio, ma anche insomma di essere interattivi, partecipi. È vero, la lettura è un'esperienza solitaria. Compito di Una collina di libri, come di Una montagna di libri, cioè dei festival letterari, è provare a trasformare questa esperienza o aiutare che sia sempre di più un'esperienza collettiva, nello stare insieme. Libri ma anche sport. A giugno dal 5 all'8 di scena la seconda edizione dello Sport Business Forum, iniziativa che si svolgerà tra Treviso, Belluno, Longarone e Cortina, il quadrilatero del distretto industriale sportivo. Per noi un'occasione di stare insieme e anche una modalità di raccontare questa terra a chi veneto non è. È un tema che ha a che fare proprio con il racconto e con la narrazione. Altre regioni italiane hanno creato dei brand per connotare un loro aspetto, penso per esempio alla Motor Valley. Noi ci stiamo inventando la Sport Valley per rendere evidenti a tutti, anche a noi, questi giacimenti di cui disponiamo. Un prologo alle Olimpiadi? Certamente è un passo di avvicinamento verso le Olimpiadi, è un modo per accendere l'attenzione attorno al tema Olimpiadi a partire da quello che esiste già, che è già molto.